Hai premuto rec? Sempre rec. Sei pronto? Pronto da una vita. Bravo. Avevo voglia di camminare qua. Allora, io il mio pagaiatore personale. Peccato che Ago non riesce ad andare dritto. Grande Matti! Siamo qua. Sul Basletta, dove sta andando? Allora stiamo andando alle sorgenti del Pescara. Ma lei è uno del team San Cristoforo Canottaggio? Io sono nel team del Cambusiere. Il bomber di Vasentiero. Il Baluba. Come il Baluba? Dai Giova. Ormai guarda, devo cambiare mestiere, invece che andare in giro con il sentiero metto a fare il tessitore. Cos'è che ci fai qua oggi? Beh, non sapevo cosa fare, sono venuto a camminare. Piano piano, non c'è fretta. Bravissimo, può restare qui se vuole. Adesso Giova siamo sulle sponde del Tirino. nel fiume Tirino, che è famoso per la... Boh. Come boh, Giova? Vai Giova. Agli spasmi. Di là? No, a sinistra non mi viene. La vetta si sta aspettando. La vetta occidentale. Super affollata. Ultra affollata direi. In cima si sta sempre bene, dottor Cambuso. Sul Carlo Grande. Cambu, dovremmo andare in quella direzione. Non pagai un cazzo, Ago, porca. Le parole. Dai, forza, forza, Ago, forza! Lo zio, è così, è fatto così. La rifacciamo? Ciao. Dottor Eastwood, come si fa a check play? Il rec, il bottoncino rosso, vedi quello? Bottoncino rosso? Sì, no, non fa partire il razzo. Che peccato. Ci apprestiamo alla vetta del Monte Amaro. Come dicevano taluni, se dobbiamo morire sarà lassù. Siamo qui, sul Monte Amaro. Ed è tutto molto bello. Che dici? Impermeabili alla pioggia. Siamo sulla cima del monte tranquillo, guardatelo! Un po' di urla, raga, un po' di pathos. Lui suona l'handpan. Loro giocano a biliardo e sciacchi. Ultimo giorno per questa ragazza. Ora sembra Ago di qualche. Vuol prendermi in giro? Iniziano i pianti, ragazzi. La Martina ci saluta. Cambu, cosa ci dici? Monteporrara conquistato. Però peccato un po' di foschia, soprattutto sta arrivando un tempo. Sta arrivando il temporale, ragazzi, lo vedete? Quindi che il Signore ci protegga. È anche di buon umore, no? Di buon umore, noi sempre di buon umore. Eccoci qua, siamo tornati! Hello! Piove un pochino, ma noi siamo carichi e felici, anche perché c'ho più acqua. Fai vedere, Cambu, dove siamo passati? Qui. Massimo rispetto per gli anziani, la natura e gli organizzatori. Ciao Giova. Sì, per gli amici degli alpini! Qui abbiamo probabilmente quello che è un serpente a sonaglie. Siamo arrivati a Nerito e ad accoglierci c'è il Super Bernardo, la mascotte del comune. Questo è uno scorpione oneone, si prepara all'attacco. Ragazzi, abbiamo... Ci è venuto a trovare Conan. Prego, dottor Diego. Questo è il grafico Vasentiero. Allora, caro Giovanni, se vuole facciamo anche lo sciampino qua. Sfumatura alta però, Giova. Ragazzi, Giova sta salendo un 7B e ce la fa. Non dire bugie a chi ti conosce bene. E tu, Cambu, come stai? Sei carico? Sempre, come sempre. Ottimo.
Se non ce la fai non prendertela con chi è più forte di te. Dai, Madonna che strano. Uomini! Ci vado? Dai, Cambu. Non so se ci vado. Lanciati. Vediamo Andrea Bonopale che ormai arranca insieme a Martina. La squadra di Robecco non ce la fa più. Sono bloccati, c'è un problema di squadra. Bonopale Andrea si prepara all'impresa. Spaccata. Ragazzi, siamo davanti a una porca paletta. Madonna ragazzi, guarda che eleganza. Vuoi lasciare un commento? È stato abbastanza facile. Attenzione, abbiamo Rignori che si presta, Maria Elena. Attenzione. Se ti puzzano i piedi cambia strada, e se russi cambia cane. E se son rose fioriranno. Stamattina una parte di noi si è svegliata all'alba. Se hai qualità artistiche fatti avanti. Si rilassi, vuole una rivista? No, adesso sto immaginando. No, avevo i capelli lunghi. Oggi Tintarella. Ma che bel ciuffetto che c'hai. Guardalo, eppure quel bastardo di mio fratello c'ha più capelli di me, maledetto. Non fregarti il cibo a chi ha più fame di te. Anche questa vetta è conquistata. La finisce a mangiare il cisco. Dobbiamo andare? Questo non possiamo definirlo talker perché il cracker deve stare allo zaino almeno 5 giorni e autodistruggersi. Siamo pronti? Se magna. È un video lunghissimo. Ragazzi, che bello, il Cambuccio ha fatto la crostata per la colazione. Caro cambusiere, non abbiamo bisogno di te. Guarda cosa preparo. Pasta e pesto fatti a Ho mano. raccolto il basilico 2 minuti fa. Provvedi agli altri prima di provvedere a te stessi. Dai ragazzi! Giù la testa, Giovanni! Guarda che non siamo militari qua, che tagli è zero. Sembra di tosare un gatto. Va Sentiero pare avere un nuovo ospite. Urfucan. Poi chissà. E che abbiamo trovato insieme a questa crew. Ha dormito con noi e poi ci ha seguito e abbiamo cercato di allontanarlo perché Puzza. puzza un po', poi non ne vale proprio la pena. Brescia, ci manchi. Feci di lupo, subito a fianco quelli dell'orso. Hanno cenato assieme. Forse questo è il bagno pubblico. Per il bene, la pace, la tranquillità e felicità di tutti fate i cazzi vostri. Top, sempre live, sempre top ragazzi. Solo va Sentiero. Dopo le ardite imprese del Monte Bianco, il nostro cambusiere si prepara ad affrontare il vuoto. Gli occhi non lasciano trasparire tensione alcuna, le gambe non tremano. Reggerà questa fune? Che il Signore ti abbia in gloria. Il cavo si flette. Adios, amigos. Dai! And boys, looking for a good one. Ma che ti sei fatto male una gamba lì, sei ferito? Mi chiedono sempre quando vado ai raduni degli alpini, ma scusa un po', ma chi ha la gamba ferita da fa? E io gli dico tutte e tre. Lo zio è così, è fatto così. Io ti nomino Va Sentierino ufficiale. Ciao a tutti. Allora.